Siamo con l'allenatore del Carini, una sconfitta che fa male più che altro per come è arrivata, ecco, negli ultimi minuti. Sì, per come è arrivata e per come si è strutturata la partita, perché io credo che se noi giocavamo almeno in 11, l'arbitro non ho capito perché dopo un fallo non fischiato, da una segnalazione del segnaline, ha dato praticamente l'espulsione, cioè doppia ammonizione e quindi l'espulsione del mio giocatore. Chiaramente in 10 con una squadra così forte come l'Accademia Trapani, io fai conto che sui 10 diciamo, in campo c'erano 4 già under, poi chiaramente siamo stati imbottiti per questioni di infortuni e di giocatori chiaramente pure con la febbre. Ci siamo trovati con una squadra abbastanza giovane oggi e devo dire che i ragazzi hanno dato tutto e speravamo di portare questo risultato che era anche dell'incredibile, perché portare un pareggio anche qui dal campo dell'Accademia poteva essere un risultato più che positivo. Faccio i complimenti all'Accademia, credo che sia una delle squadre potenzialmente che possa chiaramente aspirare a vincere il campionato. Per chiudere, a cosa può ambire insomma, questo Carini per queste ultime partite di campionato? È ancora una salvezza probabilmente da blindare a tutti gli effetti, ecco, qual è la vostra ambizione? Ma a noi mancano credo almeno 2 punti per poter avere la sicurezza matematica della salvezza. Dipende anche le altre squadre cosa faranno. Per noi abbiamo 2 partite in casa, queste 2 partite in casa dobbiamo prendere il massimo per poterci salvare tranquillamente. Grazie. Prego.